pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Come avete riconosciuto, siamo in compagnia per questa prima mezz'oretta di Paolo Picchieri, che come sempre sono molto contento di ospitare. Parlavamo di Gianni Agus prima che la sigla andasse in onda, perché noi apparteniamo a quella generazione fortunata che ha conosciuto un certo tipo di personaggi televisivi anche, in fin dei conti. Sì, dicevo, noi che abbiamo recitato nei Giganti della Montagna, adesso siamo qui impegnati nel spettacolo. Non è così. Saluto anch'io, comunque, lasciami fare un saluto particolare ai telespettatori di Tele4, a cui sono legato storicamente. Allora, Paolo Picchieri, collega giornalista, amico, ha pubblicato un nuovo libro che si chiama La chiave di via Rastello per l'editore Rossini, ed è una nuova avventura di un personaggio che abbiamo incontrato. Quanto tempo fa, Paolo, era uscito? Un annetto fa, un anno e mezzo fa? 2 anni fa. Tanto? Sì. 2 anni fa. E allora, la domanda che mi viene in mente è questa: quando si riprende un personaggio già protagonista di un altro libro, con tutte le sue caratteristiche già delineate nel libro, e che tipo di, come posso dire, rapporto si instaura? Cioè si scopre qualche cosa di nuovo, si preferisce rimanere nei binari già noti? Come ti sei mosso da questo punto di vista? Allora, devo dire che nel caso, qui stiamo parlando dell'ex commissario di polizia Vincenzo Salvati, che è diventato un investigatore privato e collabora con il suo ex vice commissario di polizia Branko Jankovic, anche lui diventato investigatore privato. Questo è il contesto. La caratteristica fondamentale e peculiare di Vincenzo Salvati è che lui è ceco, quindi un investigatore, un detective ceco. Le caratteristiche dell'investigatore sono già state sbozzate e molto ben precisate. È vero però che scrivendo questo, chiamiamolo sequel, ho scoperto cose di Salvati che io stesso non sapevo, perché i personaggi a un certo punto hanno una vita propria. Quando tu li hai, come dire, forgiati, poi a un certo punto sono come i burattini che si ribellano a mangiafuoco. Loro hanno la loro vita e scopri che hanno delle caratteristiche impreviste. Questo avviene in particolare in questo giallo, che anche questo è un giallo molto stringente, un giallo ambientato a Gorizia. Ci troviamo alla vigilia della capitale europea della cultura. Siamo in inverno. Quindi è spostato un po' rispetto... Sì, un po' spostato in avanti, e se vuoi che dico in 2 parole sì, giusto per non guardare, sostanzialmente accade che un grande scrittore, uno scrittore di bestseller bavarese, tale Siegfried Walden, organizza un aperitivo in via Rastello per festeggiare la prossima pubblicazione del suo nuovo romanzo, che sarà sicuramente un grande successo. Durante questo aperitivo annuncia però che questo sarà il suo ultimo libro. La presentazione avviene e viene fatto un party, un rinfresco di alto livello in un albergo di Gorizia, e durante questo party Walden si accascia e muore. Apparentemente sembra un infarto, in realtà si scoprirà che qualcuno ha messo un allergene dentro una delle tartine che lui ha mangiato. Da qui inizia l'indagine dell'ex commissario Salvati, che dovrà scoprire se è stata la capocameriera poco attenta a mettere qualcosa che non andava, oppure se invece c'è qualcosa sotto. Ecco. C'è una novità rispetto al primo libro, perché nel primo libro non c'era un delitto, nel primo libro c'era un furto. Qui c'è questa novità che... come posso dire, intriga chi scrive, no? Perché poi la domanda potrebbe essere: che cosa sei partito? Dalla possibile soluzione del delitto o dal delitto? Dalla fine. Un giallo si parte sempre dalla fine, bisogna avere un'idea, una buona idea, e poi attorno a questa si costruisce il resto della storia. Devo dire che mi sono particolarmente divertito in questo caso, perché l'idea finale è una genialata, non mia, ma del commissario Salvati, che ormai mi controlla, mi domina, e poi attorno a questo ho costruito una storia nella quale però mi sono fatto questa volta, a differenza del Diamante di Grado, che è il precedente, mi sono fatto un po' portare
dai personaggi, dall'istinto, dalla fantasia, per cui ci sono delle digressioni che sono un po' più marcate, dei cerchi concentrici che però a un certo punto nel finale stringono in un punto e credo colgano il lettore, anche il più esperto di gialli, di sorpresa. Lo prendo alle spalle questa volta. Tra l'altro, il primo romanzo aveva questa caratteristica di una scrittura molto simenoniana, no? Nel senso molto tranquilla da un certo punto di vista, no? Perché mi domando se questo ti ha portato più in territorio Agatha Christie che non in territorio Simenon. Allora, anche perché poi dopo parliamo. Sì, allora direi questo, no, sostanzialmente sì e no. No dal punto di vista della scrittura, perché Simenon e Dürrenmatt rimangono i miei riferimenti culturali e letterari principali. Sì dal punto di vista della trama, perché in effetti anche qui c'è una situazione in cui una persona muore e molte persone potevano avere interesse che questa persona morisse, quindi questo è uno schema abbastanza vicino agli stilemi di Agatha Christie. Però diciamo che il passo della narrazione è diciamo più simenoniano, anche se sempre tenendo conto della istanza di brevità e di sintesi. A me non piace, come dire, se posso usare 30 parole invece che 300 ne uso 30, quindi mi piace sempre la sintesi, perché sono comunque un giornalista di base. Anche perché il giallo deve essere anche sintetico, e poi dopo torniamo anche su questo. Volevo chiederti, allora, Grado, Gorizia, sono due località, insomma, per le quali uno magari non pensa possano ambientarsi, vabbè, per quanto insomma Grado, località di villeggiatura, insomma, le località di villeggiatura sono, però credo sia divertente anche questo, no? Immaginare questo tipo di un'ambientazione, diciamo, provinciale, tra virgolette, diventa divertente, immagino, costruirci qualcosa che non è tipico della provincia, ecco, mettiamo. Sì, indubbiamente sì. Per me poi anche Gorizia è stata anche un'occasione per riscoprire Gorizia, che è una città che amo molto, è una città che ha tantissime risorse che non sono note anche a noi che abitiamo qui vicino. Quindi il racconto è punteggiato di una serie di parti di Gorizia che sono molto belle, ne cito qualcuna: il Borgo Castello, che è bellissimo, la Via Rastello, che dà il titolo al libro, e poi il Giardino Viatori, uno splendido giardino che è tutto da scoprire. Quindi è chiaro, Gorizia sa di essere una città piuttosto tranquilla, però proprio questo mi interessava, mi sfiziava, un po' così come era nel caso di Grado, di gettare un sasso nello stagno, in uno stagno placido e tranquillo, e far come dire, scatenare una piccola tempesta. Perché i gialli nella maggior parte dei casi piacciono quando l'ambiente interessato dalla vicenda è quello dell'alta borghesia? Io credo che questo dipenda dal fatto che le persone, come dire, che hanno di più, tutto sommato, sono meno dipendenti dal bisogno. La dipendenza dal bisogno crea una situazione di maggior leggibilità. Cioè, se tu, per esempio, sei davvero molto povero e sei nelle strade di una megalopoli, il fatto che tu rubi è una cosa abbastanza normale, insomma, si capisce che lo puoi fare. Se invece tu sei una persona borghese, altolocata e dotata di tutto, se rubi qualcosa perché lo fai? Ci deve essere un movente, cos'è un movente passionale, sei un cleptomane, c'era qualcosa che ti interessava in particolare, cioè il quadro è un pochino più complesso, aumenta quindi il grado di ricchezza di possibili risposte. Di possibili risposte, sì. Sempre in una scrittura che deve essere essenziale. Sì, la scrittura deve essere essenziale per me, quindi l'aggettivazione è sempre molto ridotta, dallo stretto necessario, come dico sempre, lo stile giornalistico, va a dare sempre una comunicazione che sia rivolta a chi legge, quindi io da lettore, quando vedo troppi orpelli qualche volta, dico non era necessario, ecco. Quindi mettiamo le cose che sono necessarie. Allora, quando io frequentavo le scuole medie, questo l'ho già raccontato, non andavo benissimo in italiano, nei temi di italiano. E mi ricordo che la mia professoressa di italiano, la professoressa Verzegnassi, che era la moglie del professor Verzegnassi di matematica storico, docente di matematica al Petrarca, mi prese in disparte e mi disse: Bosazzi, se tu vuoi scrivere meglio, leggi gialli, però dice leggi gialli classici, perché ti abitui ad una scrittura essenziale dove magari
facciamo il caso di Agatha Christie, rimaniamo su quel terreno là, magari ti prende in giro, però non scrive niente di più che non le sia necessario per la trama, eccetera. E devo dire che poi migliorai con l'italiano, ma anche sviluppai una sorta di dipendenza da un certo tipo di giallo. Sappiamo anche, no, che le declinazioni del giallo sono tantissime. Leggere Agatha Christie non significa leggere Simenon non significa leggere, come si chiama, quello di Chandler. Leggere Chandler non significa leggere Conan Doyle, per rimanere in un territorio così di gialli classici, anche se il nome di Chandler mi serve proprio perché l'hard boil, la scuola americana, è altro rispetto al giallo, forse qualche cosa di più sotto certi aspetti, perché lì sì che entra in scena anche una componente sociale meno privilegiata, però il racconto quasi per forza di cose lì si fa più complesso. Comunque leggere Il Grande Sonno non ne vieni fuori subito. Ti dirò, dunque in questo caso è vero quello che dice. Allora, due cose. La prima che dicevi del fatto che di una professoressa che ti ha fatto leggere i gialli per migliorare. Questo è importante anche da un altro punto di vista. La costruzione di un tema dovrebbe avere un inizio, una spiegazione dei motivi e poi arrivare a un nucleo centrale. È chiaro che la lettura del giallo aiuta ad avere una costruzione che non è emotiva e digressiva, ma è molto focalizzata a raggiungere, quindi d'accordissimo su questo punto, è stato sicuramente un ottimo insegnamento. Per quanto riguarda il giallo, ecco, in questo caso nella chiave di Via Rastello ho cercato di portare a termine un'ambizione piuttosto grande, che è quella di inserire un elemento guida, che è quello del giallo come si sviluppa, e quindi la soluzione di un delitto, che è anche un gioco per il lettore, ma ho voluto inserire anche altre chiavi, e questo proprio il senso del titolo. Chiave non è solo in senso letterale, perché c'è una chiave, ma è una chiave anche in senso figurale, e quindi ci sono più significati che si legano al giallo. Quindi ho cercato di portarmi su una struttura, per così dire, a cipolla, per spiegarmi meglio, in cui ci sono contenuti sì di carattere strettamente giallistico, ma poi anche elementi di carattere sociale, socioculturale, addirittura qualche tematica religiosa. Quindi è stata un'operazione abbastanza ambiziosa, in cui ho cercato appunto di espandere la capacità del giallo, al punto che il giallo diventa poi quasi un pretesto per parlare d'altro. Ma se vogliamo, adesso anche Agatha Christie, se li leggi in un certo modo, scopri un ritratto della classe altolocata britannica abbastanza al vetriolo per certi versi, così come paradossalmente, non so se nelle tue corde di lettore leggere Wodehouse sembra leggere Agatha Christie con un morto in mezzo, ecco, insomma. Sì, è vero questo. È vero che penso però che nel caso di Agatha Christie gli studi che sono stati fatti sono ancora un po' insufficienti, nel senso che si è molto polarizzato sulla sua capacità di trama, però c'è molto di discutere sull'aspetto sociologico, che dovrebbe essere ancora molto evidenziato, perché c'è, come dicevi tu, una critica sociale piuttosto importante. Ecco, a me non piace quando l'elemento, diciamo, della critica sociale o la valutazione politica diventa una superfettazione, una superposizione, cioè in sostanza il lettore capisce, ah, guarda qui lo scrittore ha voluto fare il suo pistolotto oppure spiegare un po', no, deve uscire da sé, ecco, questo è il tema. Quanto è importante per l'andamento di un giallo? Qua te lo chiedo sia lo chiedo sia al Paolo Picchieri scrittore che al Paolo Picchieri lettore, che il detective abbia una spalla. È fondamentale. Nel caso questo caso è fondamentale. Perché in realtà Vincenzo Salvati ha come spalla Branko Jankovic, che gli dice che cosa succede, perché lui è cieco. Quindi anche questa è una sfida abbastanza importante. Tra l'altro credo che non abbia precedenti quella di un investigatore cieco, ed è una cosa che ha appunto raccolto molta curiosità. La presenza di una spalla è sicuramente un elemento molto importante, anche se non tutti i grandi investigatori hanno una spalla. Per esempio Maigret non ha precisamente una spalla. Non ha una spalla fissa. Non è una spalla fissa. O quantomeno non adopera i suoi investigatori come spalla, nel senso
classico del giallo. Assolutamente. Ecco, insomma, Poi sì. ovviamente c'è Sherlock Holmes, no? Ovviamente sappiamo che è così. Avere una figura di deuteragonista è sicuramente molto utile, anche perché, come dire, favorisce il lettore e favorisce anche un cambio di piani all'interno della narrazione, in cui a un certo punto si possono creare, si può uscire da una situazione un po' monodimensionale in cui il lettore potrebbe trovarsi in difficoltà, il lettore in qualche modo, avendo una dimensione in più, è facilitato. In questo caso, ecco, quella che è la caratteristica che io non amo nei gialli, e lo dico con grande umiltà, però per esempio se tu hai presente i gialli di Camilleri, l'elemento decisivo per la soluzione del caso ti arriva verso la fine o si aggiunge dopo, per cui se tu sei anche molto bravo non riesci, non lo troverai mai. Invece in questo caso, nel tipo di gialli che scrivo io, il lettore ha tutti gli strumenti per venire a capo della faccenda, anche se è molto difficile. È quello che Agatha Christie, con una perfidia clamorosa in L'assassinio di Roger Ackroyd, nelle ultime 2 pagine, adesso non dico di che cosa si tratta. Non devi dirlo perché c'è qualcuno che potrebbe appunto non averlo letto, però è puro piacere farsi prendere in giro, e alla fine lei ha la spudoratezza nelle ultime 2 pagine, te lo anche dice: io vi ho dato tutti quanti gli elementi per capire, se foste stati attenti. Esatto. E quindi ecco, tu hai aggiunto un altro nome che forse è meno noto purtroppo, e che è quello di Dürrenmatt, che anche là siamo su un territorio sì, dove il giallo è qualcosa di molto più mentale, lui è un autore, è forse ancora più scarno di Maigret, di Simenon per certe cose. No? No, è assolutamente super scarno. I suoi sono più racconti lunghi o romanzi brevi. Sì, è assolutamente questo tema. Poi ho sempre avuto, devo dire, quando ci sono persone, i lettori si dividono in 2 categorie: quelli che amano il grande libro perché ci si vogliono immergere, addirittura anche annoiare, eventualmente farsi del male con questo libro, o magari amarlo, come potrebbe essere, come non so, la Recherche, forse qualcuno dice di aver letto, magari forse no. Non sai cos'è la fregatura della Recherche, scusa, è che la questione della Madeleine, che è portante, arriva a pagina 126 e arriva di colpo, tu la leggi e le prossime 2200 cosa... Quindi uno si ferma a pagina 140 perché ha già letto il suo, che in realtà poi ci sono quelli che amano i racconti brevi. La stessa cosa vale anche per il teatro. Per esempio ci sono fino a qualche tempo fa i teatri che lavoravano più sugli abbonamenti, avevano quindi meno preoccupazione per gli spettacoli, proponevano degli spettacoli anche molto lunghi. Sì. Io mi ricordo per esempio di essermi divertito in una maniera suprema a una rappresentazione proposta all'epoca dal Politeama Rossetti, che tu avrai sicuramente visto, di Edda Gabler. Allora la cosa divertente di questa Edda Gabler è che è una commedia che dura praticamente 4 ore, insomma una specie di corazzata Potionchi si potrebbe dire. A un certo punto nella scena finale c'è uno sparo. E lo sparo divertente non tanto per capire qualcosa del testo, quanto per il fatto che gli spettatori si svegliano, quindi tutti aspettano quel momento per vedere. Quindi è la giusta punizione per aver infranto il dogma alessandrino che un grande libro è un grande male. Io propendo sempre per la tesi che il libro deve essere corto. E Dürrenmatt è proprio scarno. Assolutamente lo scarno, se pensi, non so, Il giudice e il suo boia, che è forse un capolavoro, sono tutti testi che sono molto corti. Ma noi che siamo giornalisti, caro Umberto, amiamo la brevità. Tra l'altro, toglimi una cosa, io ci pensavo in questi giorni, anche qui citiamo un personaggio che appartiene alla storia della cultura del nostro paese, ma appartiene anche alla nostra generazione per certi aspetti. L'interprete ideale per Dürrenmatt è Stoppa. Beh, indubbiamente anche con quel senso di nevrastenia che metteva paura quando noi eravamo bambini. Beh, hai detto Stoppa, siccome prima stavamo chiacchierando amabilmente, parlavamo di Gianni Agus, ecco, sono questi personaggi. Allora io devo dire che sento una grande nostalgia dei grandi attori del passato, non perché gli attori di oggi non siano bravi, sono assolutamente bravi, ma sono soprattutto nostalgico dei grandi sceneggiati che erano dei veri e propri capolavori, che erano fatti con dei mezzi
enormemente differenti da quelli attuali, con tempi di lavorazione assolutamente sproporzionati, ma con degli interpreti che ci mancano tantissimo. Non so, mi è capitato di vedere recentemente qualche lavoro in cui c'erano Tino Carraro, mamma mia. Ecco, questi personaggi eccezionali. Tu hai ricordato Paolo Stoppa, questi personaggi straordinari che venivano dal teatro al teatro, avevano fatto tanto teatro per fare un po' di televisione. So che adesso cito una cosa della quale io e Paolo ogni tanto parliamo. C'è in un episodio del Tenente Sheridan dove c'è Tino Carraro anche, e nel momento, all'ingresso di Tino, la prima volta che il personaggio di Tino Carraro entra in scena, lui è impercettibile, bisogna avere anche una certa cattiveria, ma è come se lui si fermasse per aspettare l'applauso di entrata. Che so che nel Berretto a Sonagli... È la famosa carratella, no? Sì, Perché sì. insomma noi abbiamo visto uno degli ultimi spettacoli di Paolo Stoppa, è stato il Berretto a Sonagli, forse l'ultimo, in cui Paolo Stoppa era già malatissimo, era proprio al fine della vita, però a un certo punto entra in scena Paolo Stoppa e fa una battuta di piede forte e si apre un applauso clamoroso, insomma. Quindi questi attori che avevano anche, come dire, si cullavano, si nutrivano degli applausi come di tutto, mentre oggi le cose sono un po' differenti, devo dire, Ecco, gli attori fanno non le altre fanno cose. più. No, non le fanno La più. carratella non fa, è anche peccato, perché Sai, la carratella la può fare Paolo Stoppa, forse un attore un po'... Se fa la carratella si può tirare un gatto. Questo è anche vero. E senti Paolo, invece, perché bisogna dire anche questo, per quanto riguarda poi i gialli, nel corso degli anni si sono affermati degli autori che provengono, perché alcuni sono ancora in vita, da luoghi dove fino a qualche tempo fa non potevi nemmeno pensare di andare a leggere un giallo che si ambientasse, non so, in Svezia piuttosto che in Norvegia, ma diciamo la verità, ma poi nemmeno in Spagna, il giallo lo ambientavi in Gran Bretagna, in Francia, o in nelle America, loro colonie, lì c'era anche Somerset Maugham, se vogliamo, quella è un'altra cosa. Ti piacciono questi luoghi nuovi? Ma sì, allora i luoghi nuovi mi piacciono perché io penso che il giallo sia un universale che può essere calato e declinato in tantissime forme, in tantissimi posti nuovi, ma soprattutto perché io credo che il giallo sia un grande pretesto, ovvero io penso che il giallo sia un dazio che paga un autore per catturare l'attenzione del lettore e poi fargli scoprire altre cose, insomma. Sicuramente. È vero però che il giallo deve funzionare, cioè il giallo è un sistema on-off, cioè funziona o non funziona, mentre se tu scrivi un libro, scrivo l'autobiografia di Umberto Bosazzi, probabilmente a qualcuno interesserà, ad altri interesserà di meno, la gente si dividerà, però se tu scrivi il giallo come l'uccisione di Umberto Bosazzi, speriamo che non succeda, sì. È chiaro che che la cosa deve essere plausibile in tutto e per tutto. Senti, e invece ci abbiamo verso la conclusione. Già è difficile trasporre cinematograficamente un libro, lo sappiamo per tutta una serie di ragioni che qui non staremo ad analizzare. E le trasposizioni dei gialli sono secondo te più semplici o meno? No, secondo me non sono un'operazione semplice. Tra l'altro mi offre un'occasione interessante perché voglio anticiparti, ma già lo sai perché che presto sarà nelle sale, insomma non so quanto ci vorrà, forse un mesetto, Il Diamante di Grado, realizzato dal Lab Film Corps Mons per la regia di Andrea Camerotto, tratto dal mio libro. E a proposito invece della Chiave di Via Rastello, la Chiave di Rastello sarà prodotta dalla Rai per la radio in una versione anche in 4 puntate. Anche quell'altro, quindi tutti questi miei lavori sono nati in partenza per la radio, genere appunto strumento media per cui io ho una preferenza assoluta, e poi quindi c'è questa. Quindi la trasposizione non è sempre facile, devo dire, in questo caso il fatto che questi siano stati pensati per la radio è già un passo, avanti, anche perché potrebbero diventare quasi degli audiolibri, nel senso che sono pensati anche davvero per delle persone che hanno una capacità visiva minorata, e quindi tutto sommato la plasticità di alcuni racconti, pur senza esagerare nell'ampiezza, perché sai che non mi piace appunto esagerare in questo, sì, indubbiamente. La trasposizione cinematografica è già una cosa diversa, perché bisogna trovare delle chiavi di immagine iconiche che sono
non sempre facili, anche quando si parla per esempio degli indizi disseminati. Un conto è scriverlo in un libro, un altro è metterlo in un film. Tanto per rimanere in un titolo che abbiamo citato precedentemente, l'assassinio di Roger Ackroyd, trasportarlo al cinema è assolutamente impossibile. È assolutamente impossibile. Puoi farlo, però come dire, il disvelamento perde tantissimo, insomma. Sì, penso che ci voglia veramente un grande maestro e soprattutto ci deve essere qualcuno che viene, come dire, catapultato su quel testo che non lo conosce. Non può essere lo stesso autore. Sì, forse la cosa... Lo stesso autore non può farlo. È addirittura la cosa migliore, perché delle volte magari io dicevo tra me e me, se bisogna far ripartire la saga di 007, devi chiamare uno come Quentin Tarantino, uno che come dire, la disgrega e poi la ricompone. E la ricostruisce, la decostruisce e la ricostruisce. Se no non se ne esce. Permettimi di ricordare Umberto che domani la chiave di Via Rastello, ieri è stata presentata alla Libreria Lovat di Trieste, domani viene presentata alle 18 al Salone Municipale di Cormons e poi ci saranno altre presentazioni. Magari chi mi segue nei social, eventualmente io su Facebook ci sono, trova gli appuntamenti. Sei sui social? Ci sono, sì. Lo quindi, sai? Sì. Sì, lo sono, non sono altri. Consapevole. Non sono stato clonato ancora. E quindi ci sono gli appuntamenti, seguitemi, quindi ci saranno appuntamenti a Grado, ci saranno appuntamenti a Palmanova, appuntamenti insomma in giro per tutto il Friuli Venezia Giulia, spero sicuramente in un'altra presentazione a Trieste anche. Poi hai già messo mano a un terzo, hai in mente? Adesso no, anche perché poi dopo c'è anche tutta questa, appunto questa attività di, non so, il termine magari fa un po' ridere, nel senso anche di commediografo, perché poi c'è anche l'attività, anche l'attività, insomma devo un pochino anche dosare le forze, visto che comunque il mio lavoro principale è un lavoro che mi piace, quello di giornalista, che comunque mi impegna molto, ma insomma la notte mia amica mi permette di ritagliare qualche spazio. Ah già, perché tu vai a dormire, tu hai a letto tardi. Vado a letto tardi, E tu invece, caro Umberto, perché ormai c'è una decina che ci separa, perché tu ormai sessantenne, voglio dire... Decina di giorni? No, decina, io sono nell'altra parte, ancora... e quindi devi andare a dormire presto. Io devo andare a dormire presto. Io invece posso dormire un po' di più. Allora, io ringrazio davvero Paolo Picchieri per essere stato con noi. Vi ricordo La chiave di Via Rastello, che è pubblicata dall'editore Rossini. Quindi domani la presentazione a Cormons, allora alle 18. E poi dopo seguite, perché anche in luoghi di mare, tanto per citare due grandi giallisti italiani, Fruttero e Lucentini, potrebbero esserci altre presentazioni. Assolutamente, ci saranno altre presentazioni. La più vicina è, se non sbaglio, il 14 giugno a Gorizia, proprio in via Rastello. Ah, quindi proprio... vado sul luogo del delitto. Grazie Paolo, buon proseguimento e grazie. Grazie a te Umberto, grazie ai telespettatori di Tele4 e a Tele4, e a te ancora auguri per questo traguardo S+0. Ma tanto a te capita tra un po', per cui... Grazie, dopo la pubblicità andiamo a parlare d'altro. Lo manderemo, però. Magari, allora, eccoci pronti per la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia, oggi siamo fra amici, per dire la verità, perché dopo Paolo Picchieri siamo in compagnia della professoressa Elena Giannello, che è la presidente di Calicanto Onlus. Non proprio Onlus, siamo diventati solo ASD. Ah, questo non sapevo. Sì, perché con la nuova riforma dello sport abbiamo optato per ASD. Anche se continuiamo a fare tutto quanto, però siamo preferibilmente, abbiamo fatto questa scelta a livello direttivo. Facciamo in diretta, cambiamo il sottopancia della professoressa Giannello da Calicanto Onlus a Calicanto ASD, così è più corretto. Allora, in questo... Usualmente, no? Questo è il periodo in cui le attività si chiudono per poi magari riaprirsi fra qualche tempo, diciamo, declinate nella stagione estiva, e mi pare di capire che voi avete avuto una soddisfazione notevole una quindicina di giorni fa a Milano, e poi domani c'è anche un altro impegno per quanto riguarda la Calicanto Band. Allora, parliamo di 10 giorni fa, intanto. Bene. A Milano. Innanzitutto
Buongiorno a tutti. Beh, allora, la Calicanto Band è una realtà che ormai conoscono in tanti a Trieste e in realtà siamo usciti dal territorio del Friuli Venezia Giulia. Quindi dopo il successo che abbiamo avuto anche alla Sala Luttazzi col maestro Romolo Gessi, perché i ragazzi si sono esibiti con un'orchestra di livello. Ne abbiamo parlato, credo, sì, avevamo parlato. Sì, avevamo parlato anche di questo, era stato qui anche il maestro a presentare, ecco, tutto quanto, quindi è stata una bellissima esperienza e i ragazzi sono stati bravissimi. Su quest'onda di successo siamo stati invitati a Milano a questo festival nazionale In e Out, è un festival dove si sono riunite, erano presenti 65 realtà, associazioni nazionali che si interessano dello spettro autistico. E noi abbiamo presentato la Calicanto Band, siamo stati invitati, i ragazzi hanno suonato per un'ora in Piazza Lombardia, dove c'è la regione Lombardia, ottenendo un successo strepitoso. Eravamo praticamente all'aperto, quindi oltre ai partecipanti che si erano fermati, lì passavano anche i milanesi perché era una domenica con la loro bicicletta, e la gente si fermava e ha incominciato ad ascoltare, a cantare insieme ai nostri ragazzi, ma soprattutto ad applaudirli. È stato veramente un grosso successo, tanto che adesso siamo stati invitati in vari posti d'Italia a suonare. Bisogna trovare i fondi per portare a fare le tournée a questo punto. Insomma, dia una mano dove può. Sì, perché si meritano però questi. E domani a Borgo San Sergio, perché i nostri ragazzi si esercitano nella parrocchia di San Sergio e quindi ringraziamo anche il parroco di San Sergio che ci ospita e domani i ragazzi, ma tutti i 25 ragazzi si esibiranno nel saggio finale, quindi c'è un pezzo per tutti, un momento di occasione per tutti e tutti possono applaudirli e tutti possono verificare quanto sono diventati Questo bravi. Dove? Sempre l'oratorio, sempre nell'oratorio di Borgo a partire dalle 18:30, no? 18:30, sì. Mi tolgo una curiosità, questa io non voglio entrare in gamba tesa, tantomeno con lei, però non gli ho mai chiesto, voi logicamente quando vi occupate dei ragazzi entrate in contatto anche con le famiglie. Certo, Calicanto esiste da quanto tempo? Da 2001. E quindi sono quasi 25 anni, insomma, sì, 23 anni. Sì. Rispetto al 2001, le esigenze che hanno le famiglie che affrontano queste problematiche sono cambiate? C'è stato un certo, per quello che captate voi, un certo miglioramento? Come sta andando da quel punto di vista? Perché... Allora, grazie della domanda, innanzitutto, perché io penso di avere una storia con il mondo della disabilità e quindi ho visto un po' il cambiare, sì, no, le cose, quindi l'associazione è stata fondata nel 2001. Però comunque la mia esperienza col mondo della disabilità e dello sport disabili inizia nel 1990, quindi stiamo parlando addirittura prima della 104, quindi ho visto molte cose crescere, ho visto molte cose migliorare, soprattutto in ambito sportivo, devo dirlo, proprio forse negli anni 2000 non eravamo così presenti e non c'era questo servizio, questa offerta che c'è oggi effettivamente. Però quello che invece noto che non è cambiato, c'è questa difficoltà nell'accompagnamento soprattutto delle persone che si ritrovano ad avere un problema dall'oggi al domani perché il proprio figlio ha delle problematiche e queste problematiche vengono scoperte a un'età anche infantile, quindi c'è ancora da lavorare tanto su questo accompagnamento delle famiglie, perché diciamo che la diagnosi tutto sommato, se il bambino viene scolarizzato nella prima infanzia diventa quasi automatico, però le famiglie e i genitori, ecco, da questo punto di vista devono essere ancora aiutati, molto aiutati dalle istituzioni o dalle associazioni sul territorio, perché ecco, le normative poi cambiano. E le famiglie poi non è che non sono degli specialisti o dei professionisti che come noi conosciamo la normativa e conosciamo anche l'evolversi della normativa e delle regole che possono e anche dei contributi di aiuto che possiamo dare a queste famiglie. Quando si trovano a gestire un problema importante rimangono
scioccate. Sì. E quindi ecco, lì da questo punto di vista penso che si possa fare ancora tanto. C'è un atteggiamento, come posso dire, vediamo se riesco a formulare la domanda. Allora, quando una famiglia, faccio il caso anche mio personale, si trova ad avere un problema con un componente già adulto, per certi aspetti può permettersi, diciamo così, il lusso di non chiedere aiuto subito. Si pensa di potercela fare, di potercela fare da soli, e quindi in genere si cerca di non. Fatto salvo che poi nel momento in cui si decide di chiedere aiuto è già troppo, finché posso me ne occupo io. In realtà ci si occupa di questa persona fino a oltre il possibile, per tutta una serie di ragioni ben comprensibili. Quando il problema si ha a che fare con, quando il problema si manifesta, appunto, diciamo così, in un bambino, l'aiuto è abbastanza immediato, desumo. Sì, beh, questo sì, però ecco, quello che è importante è sapere che cosa, i genitori devono sapere che cosa c'è sul territorio. Sì. Cosa Paradossalmente indipendentemente dal problema. Sì, esatto, indipendentemente, quello è importante, cioè l'aiuto può essere, la diagnosi magari è immediata, però al di là della scuola, che comunque è un'istituzione che dà un grande servizio anche di professionalità, perché ci sono anche bravi insegnanti di sostegno, bravi insegnanti curricolari, quindi non è questo, però è la gestione del tempo libero al di là della scuola. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo un territorio di Trieste che offre tante opportunità nelle varie fasce d'età, e molte volte ecco, questo manca, no? Bisognerebbe ecco, conoscere, le persone dovrebbero avere più informazioni su cosa possa offrire il territorio nelle varie fasce dell'età evolutiva, compatibilmente con quelle che sono le esigenze del bambino o del ragazzo o dell'adolescente. Ecco. Chialicanto si prende cura di ragazzi da quale età e fino, c'è un limite? Vabbè, allora, noi quando abbiamo incominciato nel 2001 la fascia d'età era quella riferita ai ragazzi delle scuole medie superiori, no? Secondarie superiori, quindi stiamo parlando dai 14 ai 18 anni, perché era un'esperienza che nasceva in una scuola superiore e quindi era il suo naturale evolversi. Poi effettivamente le esigenze, le famiglie hanno scoperto la bellezza di che cosa voleva dire fare sport integrato e avevano chiesto di poter incominciare anche prima, quindi stiamo parlando quindi di ragazzini delle scuole medie, ma è nata anche l'esigenza dei genitori dei bambini delle scuole primarie. Quindi noi quello che offriamo adesso sia in ambito sportivo che in ambito musicale è quello di accogliere bambini, però intendendo bambini e ragazzi abili e disabili insieme, perché noi offriamo questo servizio integrato o inclusivo come si dice oggi, e rivolto a una fascia d'età molto ampia che va dai 6 anni fino a ovviamente gli over 30, perché i ragazzi di una volta adesso sono diventati degli adulti, infatti noi abbiamo un'attività serale di mercoledì di pallavolo integrata dove partecipano gli universitari e i ragazzi che ormai hanno superato la trentina d'anni. Tra l'altro questo, quello che voi avevate incominciato a sperimentare, appunto, c'è l'idea che siano, che nelle stesse squadre, insomma, giochino tutti senza nessuna, fra l'altro poi è una sorta di declinazione anche del concetto di quelli che ritengono di parlare bene, chiamerebbero peer-to-peer education, no? Cioè, sì, beh, insomma, il tutoraggio, sì. Beh, da questo punto siamo stati dei pionieri, perché il famoso peer education e il tutoraggio, noi l'abbiamo incominciato qui a Trieste nel 96, li chiamavamo accompagnatori, all'italiana proprio così, no? Erano ragazzi, erano compagni di classe di ragazzi disabili, ma non soltanto di classe ma di istituto, che accompagnavano, facevano un'esperienza di amicizia assieme ai propri compagni di classe, perché il concetto è che i ragazzi stanno bene assieme, però devono conoscersi e devono conoscere quelle che sono le loro capacità, si divertono assieme, hanno incominciato così a conoscere. Adesso in questo momento ci sono dei ragazzi che ormai sono dei ragazzi, io li chiamo ragazzi, però ormai hanno 40 anni e che continuano a sentirsi
Perché? Perché erano amici a scuola e hanno continuato ad essere amici anche dopo. Questo è un concetto di vita normale, non è niente di speciale. Questa è una domanda che, come posso dire, amplia forse, o è un discorso differente, ma ne parlavamo in redazione, no? Ci sono sempre più, come si chiama, serie televisive, eccetera, dove il concetto di inclusione è abbastanza evidente. Mi pare di capire che al momento c'è più un'inclusione sociale, per esempio, è meglio fare gli esempi senza andare ad arrampicarsi sugli specchi. Bridgerton è una serie dove non ci si pone problema del fatto che il moroso di una nobile sia di colore diverso, eccetera. Quindi, insomma, è qualcosa che passa senza nessun tipo di problema. Non so quale sia il merito di chi ha ideato questo sceneggiato, però sì, nella prima puntata, cioè dici, accidenti, ma non poteva essere che a quell'epoca gli afroamericani frequentassero la società inglese, però lo accetti senza. In alcuni casi c'è anche a livello meno evidente, si fa questo tipo di discorso anche con ragazzi diversamente abili, eccetera. Non è molto sviluppato questo. Secondo lei è una strada che si dovrà percorrere, si potrà percorrere, è una strada troppo semplice? No, è una strada che si sta già percorrendo, innanzitutto. Nell'ambito della Calicanto questa cosa qui è sempre stata, noi l'abbiamo chiamata integrazione, adesso è l'abitudine chiamarla inclusione, anche perché l'inclusione è un termine, un'eccezione che raccoglie anche le culture, le etnie, le religioni diverse, quindi il rispetto anche dell'altro, non inteso soltanto come diversità, come diversamente abile, ma proprio in un'accezione molto molto più ampia. E perché la nostra società in questo momento sta vivendo una realtà diversa, no? di più etnie che convivono. Ecco. E quindi sì, penso che sia il naturale evolversi di quello che è una comunità umana che cerca di convivere assieme, insomma, valorizzando i valori dell'uno e dell'altro e cercando di convivere insieme rispettandoci, rispettando le regole, rispettando quelle che sono le capacità dell'altro, rispettando anche quelli che sono i limiti dell'altro. E tutto parte da una conoscenza. Per quanto riguarda le attività di Calicanto, questa inclusione che è la nostra mission, noi cerchiamo di giungere attraverso quelli che sono i valori dello sport, cioè integriamo i ragazzi in un contesto sportivo o in un contesto musicale e una volta sono integrati a quel punto cerchiamo di includerli, cioè l'inclusione è un passo successivo dell'integrazione, diciamo è una completezza, è una competenza che poi è proprio lo star bene insieme il convivere insieme però facendo qualcosa insieme, avendo un obiettivo comune insieme. Nel caso dello sport sarà la partita, la vincita di qualche campionato, nella musica invece la realizzazione di un concerto. Allora, l'estate sta cominciando, mi pare di capire, insomma, oggi è una giornata finalmente almeno fino a quando non siamo entrati qua dentro, è una giornata anche abbastanza tranquilla da quel punto di vista. Cosa vi date adesso? Un paio di settimane di tranquillità? Oppure... insomma, a parte domani che siamo di nuovo in pista con la Calicanto Band, abbiamo una settimana di apparente calma perché il 17 di giugno, dal 17 di giugno fino al 31 di luglio, ogni giorno la Calicanto offre un servizio di sport ricreativo, turistico, accessibile su tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Cioè vuol dire che dal lunedì al venerdì i ragazzi possono aderire in forma libera
abili e disabili a quelle che sono le nostre iniziative. Alcune le organizziamo a Trieste, qualche volta invece andiamo in provincia di Udine, altre volte andiamo in provincia di Gorizia, altre volte in provincia di Pordenone. Ma se non si arrabbia mia cugina, se non si ricorda Pordenone. Però ecco, e andiamo non soltanto a far fare sport, valorizzando il territorio dove andiamo a svolgere questa attività, ma anche andando a scoprire alcune cose che quel territorio può offrire da un punto di vista turistico. Che e sono quindi due percorsi, no? Tre, no? Sì. Blu, green? Questo qui è il Calicanto on the road, che è il Calicanto, Calicanto sulla strada, vorrebbe dire, però sulle strade del Friuli Venezia Giulia, quindi andiamo a Tarvisio, andiamo in vari posti del Friuli Venezia Giulia, proprio per far scoprire ai ragazzi che partecipano che cos'è la nostra regione, quante opportunità offre la nostra regione da un punto di vista sportivo, da un punto di vista culturale, da un punto di vista ricreativo. E questo è il primo pacchetto della nostra estate. Poi ad agosto è sacro, si va in ferie, ma quando si rientra, ecco che la proposta è il Calicanto Blu. Il Calicanto Blu è un progetto di autonomia nel tempo libero. I ragazzi in autonomia hanno organizzato una vacanza a Lignano Sabbiadoro, prenotando in autonomia gli appartamenti, in autonomia prenotano gli ombrelloni, cioè si organizzano una vacanza tra amici. Mi pare che ne parlavamo anche l'altro anno. Anche l'anno scorso. Ha avuto talmente tanto successo la prima edizione che ormai questa è già la terza e il tipo di adesione è molto ampio, tanto che la prima volta avevamo affittato un appartamento, siamo arrivati ad affittare 2 appartamenti con una capienza molto ampia e abbiamo ancora richieste. Finito quello, una settimana di pausa giusto per riprenderci e si riparte, si va in montagna a Forni di Sopra per vivere la montagna nel mese di settembre. Ecco, questi progetti qui sembrerebbero vacanza, no? Così ecco, vanno a divertirsi, hanno uno scopo ben specifico a livello educativo, a livello formativo, a livello dell'autonomia di questi ragazzi, di ragazzi abili e disabili che convivono insieme in un contesto divertente, ovviamente, però conoscendosi e anche scoprendo quelli che sono i valori della natura, dello sport e quello che è il valore dell'altro. Cioè la diversità dell'altro è un valore. Tra l'altro è anche in montagna, prenotano tutto loro? Sì, sì. Per cui ecco, è tutto un insieme, è proprio una progettualità, che li abitua e li educa ad organizzare il tempo libero. Il tempo libero deve essere una parte importante della loro vita. Allora, si parla sempre di il dopo di noi, no? Il dopo di noi lo si configura come il lavoro, giusto, è vero, corretto, ma il dopo di voi è la residenzialità, cioè vivere in un appartamento, ma non basta. La propria vita è fatta anche di momenti divertenti, di momenti dove io esco con gli amici e quindi parliamo di tempo libero organizzato, finalizzato e non un tempo libero che è passare il tempo in qualche, non so... Centro commerciale, mettiamola così, interessantissimo il centro commerciale, ci sono tantissime cose belle da comprare, da vedere, però ecco, non deve essere la finalità andare lì e passare il mio tempo, cioè con le cose che abbiamo nella nostra regione, nella nostra città, ecco, si può pensare di organizzare e questa è proprio l'idea, i giovani che pensano al loro tempo libero e lo creano, anche creando delle future amicizie. E poi c'è Barcolana. E poi c'è Barcolana, sì. Barcolana, che chiude, diciamo così, chiude e apre nello stesso tempo, perché le nostre attività, quelle proprio invernali, non iniziano, cioè finisce Barcolana e noi incominciamo, non ce la facciamo iniziare prima. E Barcolana noi saremo presenti con le solite veli di Calicanto nel martedì sociale e poi la nostra Calicanto Band al pomeriggio si esibirà. Non lo so dove, questo è, noi siamo ospiti e ringraziamo, quindi questo è un po'... Questo è il programma. Il fine e l'inizio, ecco, delle nostre attività. Quanti sono si può parlare di volontari anche, no? Quanti sono le persone che... Non l'ho mai chiesto. Girano 150 ragazzi a seconda del periodo. Poi abbiamo bellissime collaborazioni con le scuole, con le alternanze scuola-lavoro. Poi ogni progetto
ha una quantità di persone. Durante l'inverno abbiamo un'affluenza, mentre d'estate cambia completamente. Posso chiederle adesso, perché poi dopo, io poi sono sempre, come dire, essendo più superstizioso della superstizione stessa, se uno non vuole rispondermi non me la prendo né niente, però c'è qualche cosa di futuro che bolle in pentola? Immagino di sì, di nuovo intendo, però se può dirlo, se vuole dirlo, se no non è che... Ma diciamo che nella Calicanto Band noi abbiamo un sogno. Ci siamo iscritti ieri sera e lo staff tecnico, lo posso dire, ha lavorato fino alle 11 di sera per poter accreditarci. Speriamo bene, ecco. Da questo punto di vista non dico niente, io spero di sì per la Calicanto, per i ragazzi, perché meriterebbero questa cosa qui che tentiamo, ci siamo iscritti e vediamo che cosa succederà. Ho capito. Non si può dire. Se succederà, lo sapranno in tanti. Era per via dei termini che poi si possono adattare. E poi vabbè, abbiamo tante progettualità nell'ambito sportivo. Abbiamo cambiato rotta, nel senso che lo scorso fine settimana un gruppo ristretto di tecnici si è riunito e ha progettato l'anno sportivo 2024-2025 e ha già bozzato il 2025-2026 con dei cambi importanti. E non siamo mai fermi. No, non siamo mai fermi, anche perché è uno staff tecnico giovane, di ragazzi pieni di fantasia, creativi, ecco, e curiosi. Adesso le faccio una domanda che non si sarebbe mai aspettata, ma noi ci divertiamo ogni tanto in redazione. Qui lo chiedo ad una signora di sport, ecco, insomma. Ma tutti quanti dicono, ogni conquista che fa Sinner, no? Sì. Diciamo, aspettiamo un paio di ore e vediamo che cosa dice Pietrangeli. Allora, posto che Pietrangeli è un campione indiscutibile ma secondo lei perché non riesce a dire, va bene, è bravo, punto? Perché deve sempre mettere quella che giustamente, diciamo la verità, dà anche un po' di, come dire, smitizza una santificazione che credo che lo stesso, anche Panatta lo dice, cioè, stiamo un pochettino calmi, no? Sì. Però perché non riesce a dire... Questa è una risposta a cui non so dare, so soltanto che quello che sto vedendo in televisione di questo ragazzo è veramente un talento, ma più che un talento, è un talento sportivo, ma quello che mi piace di questo atleta è la mentalità. È la mentalità. Io credo che lui vince perché ha delle caratteristiche fisiche, tecniche eccezionali, però la sua forza veramente sta nel sapersi gestire la partita. E Pietrangeli è una persona così che devo dire la verità. Va bene, ma questo fa discutere, no? Fa salotto, non lo so, va bene. Secondo me è anche una delle cose Le opinioni diverse vanno rispettate. Insomma. Secondo me è una delle cose più intelligenti che abbia fatto Sinner e secondo me è per questo anche molti apprezzano un carattere che forse è spigoloso. Secondo me, quando ha rifiutato di andare al Festival di Sanremo ha preso punti in maniera... Ma non perché il Festival di Sanremo sia una sentina di malaffare, eccetera. Però proprio separare le due cose. Io devo allenarmi, non ho tempo da Lui ha chiaro quello che vuole. E poi così, quello che si vede dai servizi televisivi, mi sembra, a mio parere, che sia un ragazzo molto umile. Sì, ed è, secondo me, un valore l'umiltà, no? Pur essendo così bravo. Questo porterà anche più gente al tennis, magari più ragazzini? Io penso di sì, perché c'è un grande interesse adesso attorno al tennis. Anche i miei nel Calicanto on the road hanno chiesto di fare delle esperienze di tennis e di padel, ma entusiasti nel provare. Quindi perché? Cioè, il tennis è un bellissimo sport e poi comunque ingloba i valori dello sport.
Quindi va bene così, siamo assolutamente contenti. Professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, come sempre, è gentilissima, e poi il suo lavoro deve essere raccontato, eccetera. Ci vediamo domani è venerdì, sì, quindi c'è Trieste d'Arte, andremo a visitare una bellissima mostra che sta al Museo Istriano dedicata agli illustratori nati o che hanno operato in Venezia Giulia, è una mostra piena di colori, quindi va visitata assolutamente. E poi parleremo di cultura, essendo appunto venerdì, e parleremo dell'edizione 2024 di Approdi. Sarà con noi Lorenzo Acquaviva. Grazie ancora professoressa, grazie a voi. Buona serata a tutti e arrivederci.